Oggi si celebra l'Immacolata Concezione di Maria. Come concetto, anche Immacolata è un nome recente, diffusosi dopo l'istituzione nel 1854 del dogma cristiano, che sancisce come la Vergine Maria sia stata preservata dal peccato originale. Infatti deriva dal latino e significa puro, non macchiato. Oggi 8 dicembre il mondo cattolico festeggia la concezione immacolata della Beata Vergine Maria. Questa data segna anche l'inizio delle festività natalizie, infatti le famiglie si riuniscono per addobbare l'albero di Natale e preparare il presepe, in modo da creare l'atmosfera magica per le vacanze di Natale. L'albero di Natale, generalmente un abete o un pino, viene decorato in 1000 modi diversi, con luci, festoni, addobbi colorati e di solito con una stella cometa sulla punta. Il valore simbolico è molto forte ed è da ricercare nelle tradizioni cristiane e nelle leggende pagane, per cui il legno bruciato rappresenta il passato che viene dimenticato. Nel dopoguerra l'albero di Natale acquista un significato commerciale e si diffonde perfino nell'industria dell'addobbo natalizio. Alle 23:07 di lunedì 8 dicembre 1980, John Lennon viene assassinato con 5 colpi di pistola alla schiena, cadendo sotto gli occhi della moglie Yoko Ono. L'attentatore, Mark Chapman, rivelerà di non aver mai perdonato a Lennon la frase «I Beatles sono più popolari di Gesù». Alla notizia della morte si radunarono in migliaia davanti all'ospedale e nelle piazze di mezzo mondo, intonando le note di Imagine, un inno alla pace. La tradizione di addobbare l'albero di Natale ha origini nell'antico Egitto, in cui, durante il culto del sole, si usava adornare una piramide. Questa tradizione ispirò i popoli del nord Europa. Nel XV secolo in Estonia si cominciarono a decorare gli abeti con frutti invernali. Questa usanza si è poi diffusa nel resto del mondo. Buon inizio settimana ai 12. Oggi la Luna auspica bene perché scioglie il suo abbraccio da Giove potentissimi, entrambi in Cancro, per arrivare al Leone, stabilendo però prima dei patti a un redivivo Saturno reattivo e a un Mercurio, quindi la parola oggi è fondamentale. Ariete, per voi oggi la Luna vi sorride, soprattutto nella seconda parte della giornata, quando dal Leone in Trigono farà risalire l'umore e già Saturno ha dei progetti ambiziosi per voi. Toro, per voi la Luna oggi inizia una quadratura per cui potrebbe esserci una certa stanchezza, una certa confusione, quella del lunedì insomma, in cui ci sono troppe cose da affrontare tutte insieme, ma sicuramente vi viene in solido una discreta quantità affettiva, soprattutto dal partner che sembra sostenervi. Gemelli, per voi oggi Mercurio è assolutamente protagonista e si avvale del resto di grandi appoggi dagli altri pianeti dello zodiaco. Oggi pianificate, oggi inizia una settimana in cui il vostro lavoro vi renderà protagonisti. Tralasciate un pochettino i sentimenti, anche perché Venere, Sole e Marte sono ancora in opposizione. Cancro, per voi oggi la Luna vi saluta, transita il Leone, per cui scioglie l'abbraccio da Giove e dopo avervi dato tantissimo, ora progetta di essere più fattivo, più lucido, più capace. I sentimenti oggi saranno un po' più chiari. Leone, arriva la Luna con tanti aspetti e tanti sodalizi planetari che vi allieteranno. Vedete soluzioni, vedete vittorie, svolte, progetti. Oggi Leone è romanticamente ambizioso. Vergine, per voi oggi è una giornata molto importante, anche perché l'acutezza di Mercurio vi farà gioco in una discussione o in una trattativa che per voi sarà molto importante. In amore ancora c'è una certa ruvidezza, proprio perché Marte, Sole e Venere sono in quadratura. Bilancia,
tutt'altro che quadrature per voi, anzi sono in un simpatico sestile che vi rende decisamente più attivi, più capaci, probabilmente però un po' confusi sull'azione pratica da fare. In teoria ci siamo tutto, però adesso bisogna anche essere un pochettino più concreti, cari Bilancia. Scorpione, per voi oggi Mercurio nei vostri gradi fa letteralmente faville, vi fa chiudere delle buone trattative, vi fa contrattare benissimo, vi fa comunicare in maniera vera, solida e autentica. Uno Scorpione che vede la lungimiranza dei propri patti, del proprio avvenire e soprattutto di un amore che sembra finalmente solido. Sagittario, Venere, Sole e Marte nei vostri gradi sembrano accendere una grande complicità planetaria, passionali e intensi, ottimo in amore. Solo Marte si sta un pochettino confondendo con Nettuno e Saturno, probabilmente dovete fare più attenzione sia allo sport che all'ordine psicofisico. Capricorno, per voi oggi è una giornata in cui quel Saturno risvegliato sembra promettere tanto, anche perché dialoga con Giove, Luna, Mercurio. Ebbene, è un momento magico per voi da utilizzare benissimo, soprattutto in quelle che sono le trattative affaristiche. In amore Venere è un po' ambigua, probabilmente c'è qualcosa di misterioso dai partner che volete scoprire. Acquario, Plutone nei vostri gradi si dà da fare, dialoga proprio con il caro Urano, il vostro pianeta, quindi oggi sarete silenziosamente fattivi, capaci, anticipatori come sempre. Venere, Sole e Marte assicurano una grande passione. Pesci, per voi oggi è una giornata davvero interessante. Saturno che si è riattivato sembra stringere dei patti molto importanti. Adesso i progetti diventano veri, fattivi, pratici, non più teoria. Ora si comincia a fare sul serio. Dopo il congresso di Vienna l'8 dicembre 1816, Ferdinando IV riunì in un unico Stato i regni di Napoli e di Sicilia con la denominazione di Regno delle Due Sicilie, stabilendo la fine dell'occupazione austriaca. Scelse per sé il nome di Ferdinando I delle Due Sicilie. Di lì a poco il Sud Italia era destinato a diventare una delle zone della penisola più ricche e fiorenti. Ma quante volte avete sperimentato delle situazioni che all'apparenza negative si sono rivelate positive alla fine? Gli anglosassoni utilizzano l'espressione a blessing in disguise, che significa una benedizione mascherata. In italiano invece comunemente diciamo non tutti i mali vengono per nuocere. L'amata di oggi è la scultrice Camille Claudel. Scolpisce dall'età di 12 anni, ma in quanto donna è destinata a minori elogi. Racconta in un diario le violenze subite che la portano a soffrire di manie di persecuzione e a rifugiarsi nell'alcol. Viene portata via da casa in camicia di forza per essere internata nel manicomio in cui rimane rinchiusa fino alla morte. Ci salutiamo con la frase del giorno. Se non puoi essere una via maestra, sii un sentiero. Se non puoi essere il sole, sii una stella. Sii sempre il meglio di ciò che sei. Per cui lasciatevi ispirare da tutto ciò che di bello vedrete oggi e puntate sempre in alto. Io vi aspetto qui anche domani, noi non ci riposiamo mai, quindi buona giornata dalla vostra Martina.